Allora, buonasera a tutti, iniziamo le interviste con Pietro Luotti, una partenza al fulmicotone, una rete, 2 rete di Luotti, poi addirittura una terza rete nel secondo tempo. Mi è sembrata una partita in discesa o ho visto male? Eravamo un po' scontenti dal risultato dell'ultima partita di Coppa Italia, Ecco, anche se sì. era un risultato che non contava in termini di classifica. Volevamo un attimo una piccola rivalsa personale e volevamo tra l'altro partire forte in campionato, la prima di campionato in casa, quindi avevamo i giusti stimoli che devono esserci sempre per fare bene e dal primo minuto secondo me fino all'ultimo abbiamo dimostrato di essere stati superiori dal punto di vista del gioco rispetto all'altra squadra. No, su questo dubbio niente da dire. Diciamo che anche il ritmo che avete imposto fin dall'inizio faceva capire all'avversario, attenzione, che non sarà una passeggiata, questo era senz'altro. Poi le triangolazioni, le azioni che avete posto hanno trovato facile possibilità di realizzazione. Questo forse è qualche mancanza del Montebello, senza voler criticare logicamente, però è una partita che forse non ve l'aspettate. Spesso ho detto il risultato non può stare una squadra così con un risultato del genere. Credo che, viste le qualità che abbiamo dimostrato in campo, se giochiamo come sappiamo, dando sempre ritmo, mostrandoci sempre a disposizione del compagno in ogni secondo, in ogni minuto, in ogni angolo di pista, per tutte le squadre diventerà difficile giocare contro di noi e qualsiasi squadra si troverà sempre in difficoltà, come credo questa sera il Montebello si sia trovata alla fine della fiera. Ho visto che dà molto spazio ai cambi il tecnico. È una vostra scelta o è per tenere sempre sul ritmo? Esattamente per tenere sul ritmo. L'hockey moderno è talmente veloce che c'è bisogno di continuare a cambiare, perché dopo 6, 7, 8, 10 minuti il ritmo inizia a calare e quindi per forza di cose bisogna continuare a cambiare se si vuole mantenere un atteggiamento propositivo e un ritmo molto veloce. Insomma, una prima di campionato a testa alta. Siamo partiti bene, dai, possiamo dire così. Bene, in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie, Crepi. Grazie Pietro.